Il centro valanghe di Araba compie 40 anni e 4 decenni dedicati allo studio della neve e delle valanghe, della meteorologia alpina e della difesa idrogeologica. Per l'ARPAV un fiore all'occhiello del Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio che la Regione ha voluto a Belluno con unità organizzative specializzate sull'idrogeologia e il monitoraggio idrogeologico. La previsione dell'arrivo dell'uragano Vaia è solo uno degli ultimi esempi di previsione meteorologica eseguita dal centro Valanghe con accuratezza e tempestività, un centro lodato anche dal presidente Mattarella in occasione della sua visita a Belluno il 12 marzo 2019. L'ha ricordato stamattina anche l'assessore regionale Giampaolo Bottaccini nel suo intervento al centro congressi di Araba, durante il quale ha smentito le voci che immotivatamente si rincorrono su una ipotesi di chiusura del centro Valanghe. Quindi la volontà della Regione è quella di potenziare queste strutture perché erogano un servizio che è fondamentale anche e soprattutto in ambito di protezione civile. Vorrei ricordare che recentemente su mia volontà è stato istituito un dipartimento che si occupa di sicurezza del territorio che ha sede in provincia di Belluno e a cui fa capo non solo Araba ma anche Teolo per le previsioni meteo e altre unità organizzative dell'ARPAV. L'occasione del quarantennale del centro Valanghe di Araba è stata resa ancora più solenne con la presentazione di Web GIS, la nuova cartografia digitale grazie alla quale si potranno consultare il catasto dei siti valanghivi, la carta di localizzazione delle valanghe oltre al catasto delle opere di difesa, l'archivio degli eventi valanghivi e la perimetrazione delle zone esposte al pericolo valanghe.